Ecco, allora quello che si è arrivati a capire è che grazie a queste osservazioni accompagnate dal ragionamento si arriva a capire che in realtà nella natura sono presenti delle grandi simmetrie, diciamo, quindi ci sono delle leggi di simmetria che hanno una rappresentazione geometrica. Di nuovo, se facciamo parlare Galileo, lui ci dice: l'universo è un libro, è un grande libro, ma scritto con caratteri matematici. E lui dice: per leggere questo libro, come quando uno legge un libro, bisogna che conosca la lingua in cui è scritto quel libro. Lui dice: è un libro che noi capiamo grazie a questa interpretazione matematica, geometrica. Questo è un fatto importante, cioè io adesso vi descriverò quelli che oggi sono questi oggetti elementari e le forze qui chiamate interazioni fondamentali che agiscono tra questi costituenti elementari, ma quello che è importante è che tutto questo si basa su grandi principi geometrici, su come è organizzata la natura, cioè la natura in maniera misteriosa riflette quelle proprietà matematiche di tipo geometrico, quelle simmetrie che la nostra mente ha creato e ha dato dando luogo a quella che è la matematica. Quindi c'è questa convergenza tra il nostro modo di concepire, di vedere astratto, matematico, e proprio il modo in cui la natura è organizzata, il modo in cui i costituenti elementari interagiscono tra di loro. Ponte tra queste simmetrie e queste osservazioni delle forze fondamentali sono delle leggi di conservazione, grandi leggi di conservazione universale, che sono molto importanti. Cosa sono queste leggi di conservazione? Qualcuna, probabilmente tutti ve le ricordate dai tempi di scuola, ad esempio, no? Si dice sempre: nulla si crea, nulla si distrugge, no? Lo diciamo anche come detto popolare, insomma, no? Che è una traduzione, se volete, della grande legge di conservazione dell'energia. In un processo fisico che non sia soggetto a forze esterne, tanta è l'energia all'inizio, quanta è l'energia alla fine. In un processo, ad esempio, un'altra quantità che misura quanto movimento c'è, si chiama quantità di moto, tanta è all'inizio, tanta è la fine. Quello che è sorprendente è che sono universali, cioè qualunque fenomeno noi abbiamo osservato rispetta sempre queste grandi leggi di conservazione che sono collegate alle simmetrie presenti in natura. Ecco, la potenza di queste leggi di conservazione la si è vista in tanti casi. Qui vi rappresento un caso che è balzato alle cronache anche proprio di recente, perché coinvolge una particella chiamata neutrino, che è diventata molto popolare dato questo esperimento dei neutrini dal CERN al Gran Sasso, la misura della loro velocità. Ecco, qui siamo verso gli anni 30 e quello che si osserva è quella palla che vedete a sinistra, è un nucleo che è composto, vedete c'è scritto NP dentro, NP, significa che questo nucleo, quello che si è capito, è che il nucleo dell'atomo è a sua volta composto da oggetti più piccoli che si chiamano neutroni e protoni. Noi eravamo convinti a quel punto di avere finalmente raggiunto l'elementare. Ecco, quello che si è capito è che a loro volta i protoni e i neutroni che stanno dentro un nucleo sono costituiti da oggetti più piccoli, che sono quelli che noi chiamiamo quark, quelli che vedete scritti lì come UD. Ecco, ad esempio quello che vedete, un neutrone costituito da 3 quark, un quark U e altri 2 quark di tipo D. Ecco, allora quello che è importante è che quello che si osservava appunto qui negli anni 30 era che un nucleo di partenza decade in un nucleo finale, cioè si parte da un nucleo, quello a sinistra, si arriva a un nucleo a destra e veniva emesso qui un elettrone, questa particella che vedete qua. Adesso, misurando l'energia che c'era all'inizio
e l'energia finale, cioè l'energia finale è la somma dell'energia di questo nucleo finale più l'elettrone, e i conti non tornavano. Cioè c'era più energia nel nucleo iniziale che non nella somma dell'energia dell'elettrone e del nucleo figlio, diciamo, del nucleo di partenza. Che fare? Allora la possibilità, molti, forse la maggior parte dei fisici, dice guardate, la conservazione dell'energia è una legge che vale quasi sempre in natura. Cioè quasi tutti i fenomeni presenti in natura conservano l'energia, però ci sono delle eccezioni. Quando c'è un decadimento radioattivo di un nucleo, allora l'energia un pochino non si conserva, viene un po' violata, c'è un po' più energia all'inizio che non alla fine. Ecco, allora altri fisici, in particolare questo signore che è scritto lì, il signor Pauli, fisico famoso di quel tempo, dice no, dice la natura deve rispettare questa legge di simmetria che corrisponde a una legge di conservazione, non può essere quasi sempre vera. La legge di conservazione ha una potenza tale per cui deve essere sempre vera. Dice sì, però guarda, l'abbiamo ripetuto tante volte, l'esperimento non c'è niente da fare, c'è più energia all'inizio che non alla fine. Ecco che allora Pauli, vedete, tale è la sua fiducia in questa grande legge di conservazione della natura, che cosa fa? Ipotizza che esista una particella che, lui scrive, dice una particella che non si vede e probabilmente non si vedrà mai. Bellissimo questo, perché si sente il dramma quasi che vive questo fisico, perché lui dice un fisico non dovrebbe mai ipotizzare che esista qualcosa che non si vede e addirittura forse non si vedrà mai. Un fisico non è un mago, uno stregone, non dovrebbe fare questo. Però dice, è tale la mia fiducia che la natura sia organizzata secondo questi grandi principi di conservazione che, ripeto, hanno una corrispondenza matematica in leggi di simmetria, che io ipotizzo una particella, deve essere una particella che non ha carica elettrica, quindi una particella neutra. Allora dice, particella neutra si potrebbe chiamarlo neutrone. No, il nome è già occupato. C'era una particella, quella là, neutrone, e quindi non potevo utilizzare quel nome. Per sua fortuna incontra il signore Enrico Fermi, il quale da bravo italiano dice, guarda, tu stai ipotizzando una particella che è piccolina, interagisce poco con tutto il resto, guarda, allora perché non usi il nostro termine italiano, anziché un neutrone grosso, è una robetta piccola, lo chiamiamo neutrino, un neutrone piccolo. Ecco, da quel giorno in effetti anche il nome in inglese, diciamo, di questa particella è rimasta neutrino. Perché vi ho fatto questo discorso? Prima di tutto per dirvi di come è misteriosa questa origine, intanto, di questa particella che è il neutrino, di cui dopo vi dico qualche altra cosa. Ma la cosa importante, volevo sottolinearvi la potenza di questi grandi principi di simmetria che sono presenti in natura. Probabilmente i nostri passi avanti più importanti del secolo scorso sono stati una profonda comprensione di come la natura, in maniera, ripeto, misteriosa, sia organizzata secondo questa visione matematica che era stata indipendentemente creata dalla nostra mente. Ecco, allora adesso questa è una trasparenza un pochino complicata e soprattutto a quest'ora della sera uno dice accidenti, adesso questo mi blocca la digestione con questa cosa. Però io ve la mostro perché ha la virtù che riassume in qualche modo, mi scuso fra l'altro che è scritta in inglese perché l'ho presa proprio, viene mostrata qualche volta anche alle nostre conferenze questa trasparenza, così vedete proprio una cosa su cui lavorano anche proprio i ricercatori. Vedete, questa trasparenza parte da molto lontano. Quel signore con la parrucca che vedete sulla sinistra in alto è il signor Newton. Il signor Newton ha compiuto, anzi dovremmo dire Lord Newton, ha compiuto probabilmente l'unificazione più potente che
che io abbia incontrato. Cioè Newton capisce che una gamma completamente diversa di fenomeni, i fenomeni che avvengono in cielo, erano chiamati fenomeni celesti, il modo in cui si muovono le stelle, i pianeti e così via, e i fenomeni che invece sono presenti qui sulla Terra, come si muove una pallina qua sulla Terra, come cade un sasso e così via. Ebbene, questi fenomeni così diversi, che per secoli erano stati pensati come appartenenti a due ordini molto diversi della natura, lui dice no, devono essere collegati da una qualche legge universale comune. Potentissima questa unificazione, per la prima volta fenomeni celesti e fenomeni terrestri vengono unificati nella veramente possente legge della gravitazione universale. Cioè Newton intuisce che c'è questa unità profonda nel moto degli oggetti, dagli oggetti più piccoli, più comuni che noi troviamo qui sulla Terra, agli oggetti più grandi che lui vedeva in cielo, le stelle. Adesso oggi noi abbiamo anche le galassie, gli ammassi, i superammassi di galassie, ecco, ma tutto questo è regolato da una potente legge che unifica fenomeni diversi. Facciamo un salto di un paio di secoli, il signore barbuto lì è il signor Maxwell. Maxwell fa un altro passo gigantesco su questa via di capire che c'è un'unità di fondo in natura. C'erano fenomeni molto diversi tra di loro. Da una parte c'erano i fenomeni che avevano a che fare con l'elettricità e dall'altra c'erano dei fenomeni invece che avevano a che fare con quello che era chiamato magnetismo, la calamita, tutte queste storie. Fenomeni molto diversi tra di loro. Maxwell, grazie al lavoro dei suoi predecessori, cos'è che riesce a formulare in 4 equazioni, che appunto sono note come equazioni di Maxwell. Lui unifica completamente questi fenomeni elettrici e magnetici. Oggi noi li chiamiamo elettromagnetici. Vedete che anche la parola ha unificato elettricità e magnetismo. Di nuovo la chiave di volta è questa comprensione che elettricità e magnetismo non sono che due facce ma di una stessa medaglia, e questa medaglia è incorporata in queste equazioni che di nuovo sono delle leggi universali che regolano i fenomeni elettromagnetici.